Qua si veniva a giocare, in questa zona qua, in questo bosco qua, c'è un pezzo di palude di sabbie mobili, la roba che ci andavi dentro, ma tanto dentro, insomma, e lì si sfidava, insomma, chi è più bravo. Vivendo in campagna, gli amici erano quei quattro rispetto alla città, dove insomma hai una diversità e complessità di ragazzi con cui confrontarti, avere i boschi vicini, svagare, insomma, cioè andare oltre a certi confini. Ancora? Non mandare ancora? War vorher viel Regen. Bis gestern, ja. Jetzt aber sagen, bis Sonntag kommt gut. Da geht's bei ihm so. Ogni figlio di vignaiolo, di viticoltore, praticamente è come se fosse nato in un tino. Sono figlio di agricoltori, di vignaioli, ci metto le mie idee, insomma, le idee della famiglia, insomma, per portare avanti un discorso legato al territorio. È un qualcosa, insomma, che ti nasce dentro e che ogni volta lo vivi con un'emotività diversa. La musica è anche una situazione emotiva, una situazione di piacere, e le due cose credo diano sinergia. Il jazz, ho molti clienti, insomma, appassionati di jazz che sono emotivamente molto colpiti e sensibili a certe sfumature, soprattutto di certi vini più maturi, più importanti.
Il confine, io ho vissuto la situazione di Italia-Jugoslavia, chiaramente sono nato molto dopo la seconda guerra. Il confine attuale, insomma, a poche centinaia di metri da casa mia, è stato disegnato nel 1947 senza rispetto di situazioni geologiche, crinale di un monte, un fiume, eccetera, per cui ha tagliato case a metà e così anche le popolazioni, insomma, perché praticamente qua è tutta un'etnia, etnia è una parola grossa, è tutto un popolo, insomma, io ho parenti di qua e di là. E da quel punto, da questo 47 fino agli anni, quando c'è stato la Slovenia si è distaccata dalla Jugoslavia, 91, 2001, ecco, nel 2007 c'è stato proprio il taglio della sbarra del confine, per cui il passaggio da Italia a Slovenia è una situazione naturale, insomma, come in tutta Europa e come lo era prima, un secolo fa, e fortunatamente ha ripreso adesso. Sì, era una situazione un po' difficile perché sembrava che di là ci fossero i cattivi, loro di là pensavano che di qua ci sono i cattivi e avevamo controlli, eccetera, vivevamo una situazione non molto piacevole. E praticamente, guardando quella casa bianca, scorre a metà collina, scende, la parte boschiva è slovena, la parte dove i vigneti vanno a sboccarci dentro è italiana, corre su, ci sono delle case a metà collina che sono state tagliate proprio da questa fascia maledetta. C'è una casa, che adesso è un po' difficile, una stalla praticamente che si è ritrovata metà in Italia e metà in Jugoslavia, parliamo quando è stato istituito il confine nel 1947, e corre su a metà costa e sbocca verso il Sabotino. Mia moglie è proprio quella casa quassù, quella casa un po' più color crema, e lei al cippo del confine, praticamente nel cortile. Io per andare a trovarla dovevo fare un giro 35 km rispetto 800 metri, 1 chilometro, prima della caduta dei confini. Ci sentiamo del territorio, del posto, insomma, la situazione politica è una situazione che è venuta dopo, cioè non è che ci ha cambiato i connotati, sì, ha cercato di cambiarci le idee, ma le idee sono sane, territoriali, pulite.